Prosegue l'impegno del sindacato dei pensionati del Veneto che da tempo è presente in regione con la campagna Apriamo quelle porte. Si tratta di un invito rivolto alle case di riposo perché offrano servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Ovviamente l'invito non è diretto alle strutture ma bensì a chi governa la regione ed è responsabile dell'assistenza sociosanitaria. Purtroppo il settore è colpito dai tagli del governo centrale, ma il paradosso è rappresentato dal fatto che l'età media della popolazione è in aumento e per questo sono necessari maggiori finanziamenti. Visto che siamo appunto oggi qui a Vicenza, la cosa che emerge dal dibattito di oggi è proprio che in una realtà ricca di servizi importanti, nella stessa realtà provinciale il diritto all'accesso alle cure per l'autosufficienza è diversificato da ULSS a ULSS. Cioè chi abita tiene a dei servizi diversi e a costi diversi rispetto a chi abita in un'altra zona del Vicentino, e questo è proprio per effetto del fatto che mancano delle leggi che regolino regionalmente l'intero sistema e che consentono di avere lo stesso diritto a questo punto da Belluno a Rovigo. Queste due questioni, il sistema di finanziamento e regole uguali per tutti, che insomma mettano insieme, diciamo così, il mercato sociale, quello pubblico e quello privato e l'intera rete dei servizi, sono i due pezzi che stanno mandando allo sbando i servizi complessivamente nel nostro territorio veneto. Al momento abbiamo la possibilità di dare delle buone risposte, in quanto abbiamo 13 case di riposo per le persone anziane, diciamo, e abbiamo anche delle strutture sia diurne, sempre per anziani, però anche per i disabili, in quanto quando si parla di autosufficienza ci si deve riferire sia alle persone anziane ma anche, diciamo, quelle persone che non sono anziane ma che purtroppo, diciamo, hanno difficoltà proprio di autonomia personale, no? E quindi per quanto riguarda, diciamo, gli anziani abbiamo una lista di circa 150 persone, abbiamo una lista unica di territorio per cui le persone vengono valutate in base alle richieste che fanno e vengono inserite in una lista di attesa. La situazione nell'Alto Vicentino è ancora positiva, anche se purtroppo le prospettive non sono rosee. Meno fa il sistema sociosanitario nazionale e regionale, più subiscono le famiglie che, anche a causa della crisi, non riescono più a sostenere anziani e persone bisognose di assistenza. Il lavoro di cura è ancora appannaggio delle famiglie e quando si parla di famiglie si parla di donne. Allora sono le donne che stanno nelle famiglie che si occupano della cura dei bambini, degli anziani, dei portatori di handicap, e sono donne invece lavoratrici quelle che si occupano per professione dei nostri anziani, ovvero le badanti. È un fenomeno che è stato poco esplorato e che noi vorremmo guardare invece con l'intenzione di qualificarlo. Questo sia a vantaggio degli utenti e quindi degli anziani, ma anche delle lavoratrici.